Andrej, un lavoratore transfrontaliero da oltre 20 anni che attraversa il confine tra Slovenia e Italia ogni giorno. Che cosa significa essere transfrontaliero? È un beneficio per noi sloveni, le paghe in Italia sono un po' più meglio in Slovenia, uno si abitua. Che cosa intendi quando dici che è un beneficio? Perché si guadagna qualcosina in più. E comunque tu resti residente In Slovenia, sì. Conviene rimanere residente in Sì, mi conviene, sì. Ci racconti una tua giornata tipo in cantiere, da quando ti alzi in Slovenia e vieni a lavorare? Allora, di solito alle 5:30 mi alzo, 6:15 parto di casa, arrivo in Campanone alle 7 e poi decidiamo cosa da fare la giornata, chi va da qualche parte, i cantieri da fare e così. Non hai mai avuto problemi dall'essere transfrontaliero? No, mai nessun problema. E hai iniziato 20 anni fa dalla scuola, frequentando una scuola in Italia. Allora, la scuola l'ho frequentata dal 92 al 94 a Udine, si chiama ESMEA, Ente Scuole Maestranze Edili e Defini. Adesso non so se esiste ancora questa scuola qua. E dopo loro mi hanno messo in un ufficio di collocamento, finito la scuola, e così ho trovato lavoro. E non hai mai pensato di trasferirti in Italia? No, perché siamo troppo... È più bella la Slovenia. E rispetto alla transizione verde nel tuo settore delle demolizioni, hai notato qualche cambiamento in questi anni? Cioè sono arrivati macchinari nuovi, disposizioni nuove? Ma no, io di queste cose qua, i cambiamenti, sì, è più riguardo all'ambiente, sicuramente si guarda di più, non si butta più scovarci dappertutto, poi figurati se si trova l'amianto fuori un putiferio, no? Perché l'amianto è un nocivo, no? Si vede più rigorosità su questo discorso qua, sì. Rispetto a quando hai iniziato? Sì. Prima si scavava i buchi, si riempiva i buci. No, non sono più.